I codici Ateco hanno dimostrato una loro farraginosità, non riescono a cogliere la complessità delle filiere, quindi pensiamo che sia meglio passare al fatturato, alla perdita di fatturato e in secondo luogo riconfermare e allungare la cassa integrazione, perché ci sono settori nei quali non solo la crisi non è superata, ma all'interno di una crisi ancora pesantissima. Con il nuovo decreto ristori potrebbe cambiare tutto. Il cambio di passo prevede un sostegno sulla base della perdita di fatturato e la possibilità di poter ancora usare la cassa integrazione oltre il termine del 31 di marzo. Il governo, oltre alla crisi, sta lavorando a questo, con l'intenzione oltretutto di fare presto. Il nostro intendimento è preciso, arrivare a fare il decreto ristori e presentarlo, e anche in tempi brevi, perché ovviamente non sarebbe neanche corretto lasciare ad un eventuale nuovo governo, qualsiasi esso sia, nella speranza che la crisi sia breve, un'incompiuta su un punto così importante, perché lo scostamento di bilancio lo abbiamo chiesto noi. Un tema, quello dei ristori, che sta infiammando le partite IVA con il gruppo dei pacifisti, l'associazione Veneto Imprese Unite, che proprio oggi ha annunciato la mobilitazione per il 1° febbraio. Il mondo delle partite IVA italiane è ormai sull'orlo del baratro, ha ribadito Aiello, che solo 2 giorni fa nei nostri studi così si era espresso. Non andiamo là con nessuna bandiera e con nessun logo, abbiamo semplicemente bisogno di far squadra e farci vedere uniti, perché troppo spesso siamo stati divisi e sfruttati per questo. Dobbiamo farci vedere uniti e forti nel gridare lo stesso grido di bisogno, di aiuto. Non riuscendo ad ottenere riscontri costruttivi e certezze da questo governo, abbiamo deciso di tornare a protestare. L'appuntamento annunciato da Aiello è per l'1 febbraio alle 8 a Mestre. La protesta coinvolgerà una delegazione per ogni provincia veneta. Il punto del sit-in, conclude Aiello, sarà comunicato prossimamente, ma anticipa, sarà un luogo che ben simboleggia molte delle richieste da noi fatte al governo per poter reinvestire nel futuro.